Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera, ben trovati al nostro appuntamento quotidiano con Onda Libera, anche oggi sui temi del giorno, prima pagina dell'ANSA e intanto per partire, trasmissione a partire dalle 11:15 faremo una chiacchierata ad ampio raggio con Attilio Fontana, sindaco leghista di Varese e presidente dell'ANCI della Lombardia, con un occhio anche al quadro politico romano italiano. Intanto però la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani si apre con l'Ucraina. In Crimea un blitz filorusso, Kiev allerta la polizia, uomini armati attaccano il Parlamento, Simferopoli, tensione, caccia dei russi che pattugliano il confine, lo spettro della scissione o secessione si abbatte sul paese, uomini armati issano il tricolore russo a Simferopoli, in strada barricate e Kiev dice a Mosca un'aggressione se muovete le truppe in Crimea. Il secondo titolo invece ci porta a Roma, senza risposte domenica Roma si blocca, dice il sindaco di Roma Ignazio Marino, da domenica blocco la città, quindi le persone dovranno attrezzarsi, fortunati i politici del palazzo che hanno le auto blu, loro potranno continuare a girare, i romani non potranno girare, dice il sindaco Ignazio Marino, che senza il decreto Salva Roma minaccia praticamente, prende in ostaggio i 3 milioni e passa di abitanti della città. Non si chiama Salva Roma, ha detto Marino, i soldi che stanno in quello che voi giornalisti avete chiamato Salva Roma sono soldi delle tasse dei romani che devono essere restituiti ai romani. Non ce li hanno ridati, il governo italiano ce li deve ridare, deve restituire a Roma ciò che è di Roma. Sono veramente arrabbiato, ha aggiunto Marino, e lo sono anche i cittadini. Hanno ragione, dovrebbero inseguire la politica con i forconi. Lo sa che qui a Roma bisogna ancora pagare i terreni espropriati nel 1957 per costruire il villaggio olimpico? Ma si può continuare a governare così la capitale d'Italia, dice il sindaco di Roma, che è caduto da Marte improvvisamente sulla capitale della Repubblica Italiana. Sempre poi dalla prima pagina dell'ANSA di stamani, Movimento 5 Stelle lascia un altro deputato, Tacconi, via dal gruppo alla Camera, il Movimento 5 Stelle rischia la scissione dopo l'espulsione dei 4 ribelli. E poi ancora dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, miracolo, fiducia delle imprese al massimo, ma da oltre 2 anni, quando era ai minimi. Secondo i dati dell'Istat, l'indice di fiducia delle imprese si porta al valore più alto da ottobre 2011, si torna a livelli che non si registravano dall'entrata dell'Italia nell'ultima recessione. Migliorano tutti i servizi, è l'effetto di Nembo Kid al governo. E poco altro, Renzi dice che bisogna mettersi al lavoro sui dossier più urgenti, è un tweet delle 6:43 di questa mattina, questa è simpatica perché ci ricorda tanto la luce accesa nel palazzo del governo, nei tempi che furono al lavoro sui dossier più urgenti. Comincia all'alba con un tweet la seconda giornata da premier di Matteo Renzi. Nel suo cinguettio mattutino delle ore 6:43 il Presidente del Consiglio propone una foto, ha fotografato il cortile interno di Palazzo Chigi, Renzi, e ha detto di essere già al lavoro sui dossier più urgenti del governo. C'è anche la foto scattata da Renzi e messa su Twitter del cortile interno di Palazzo Chigi. Niente male, eh? Siamo in buone mani. Piazza Affari invece apre in parità, lo spread è stabile. Ma a proposito di quattrini e di Renzi, c'è Milano Finanza, Italia Oggi, classe editori, il mondo che si riunì alla Borsa di Milano per quel famoso convegno sul tagliare il debito subito, con idee vagamente di patrimoniale, più che vagamente, molto precisamente di patrimoniale. Mandammo in onda quel convegno per intero, ve lo ricorderete, e adesso anche quel mondo lì abbraccia Renzi, anzi dice che è il contrario. Sono tutto un giubilo dalle pagine di Milano Finanza di oggi per la proposta di Renzi di sbloccare il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Guido Salerno Aletta, che insieme all'inossidabile ex ragioniere generale dello Stato e occupatore di centinaia di poltrone pubbliche e private, Andrea Monorchio, al quale dobbiamo anche un intervento fondamentale nella vicenda dei 98 miliardi di penale per le 10 concessionarie di slot machine, perché senza il suo contributo di grandissimo commì dello Stato italiano non si sarebbe potuti arrivare a cancellare quella penale, visto che i calcoli li ha fatti lui in una maniera astrusa, su incarico dell'allora ministro Tremonti, peraltro, in una maniera astrusa e incomprensibile, però è riuscito a raggiungere il risultato, cioè cancellare la maxi penale da 98 miliardi. Il ragionier Monorchio, ragionier generale
dello Stato, uno che naviga fra stipendi e ricompense stellari, astronomiche, e che ha le idee molto chiare, le aveva insieme a Guido Salerno a Letta, per ridurre il debito pubblico, mettere le mani semplicemente non solo nelle tasche ma anche nelle case degli italiani, perché una delle due proposte dei due illuminati gran commì di Stato, anche Salerno a Letta viene dall'alta burocrazia del Senato, era quella di obbligare gli italiani niente meno che a ipotecarsi un pezzo di casa e il corrispondente valore darlo allo Stato per diminuire il debito pubblico. L'altra proposta era quella di obbligare gli italiani a sottoscrivere una quota di un fondo, il fondo patrimoniale degli italiani, nel quale sarebbero state fatte confluire tutte le proprietà immobiliari e mobiliari dello Stato italiano, cioè azioni, case, caserme, terreni, tutto quello che lo Stato ha in possesso lo mettevamo nel fondo e obbligavamo gli italiani a comprarsene una quota. Da quelle due proposte lì poi si è divagato, si è svolazzato intorno a queste proposte fino ad abbracciare ciò che Renzi ha detto ieri. Il premier Renzi l'ha detto a chiare lettere, procederà allo sblocco totale dei debiti che la pubblica amministrazione ha accumulato verso le imprese attraverso l'utilizzo della Cassa Depositi e Prestiti, che poi gratta gratta significa andare a toccare il risparmio postale degli italiani, tanto per cambiare. 60 miliardi di debiti che la pubblica amministrazione ha verso le imprese saranno sbloccati, ma no da qui a 20 anni, 10 anni, 6 mesi, entro 15 giorni, ha detto Renzi. Milano Finanza esprime soddisfazione per questo impegno che coincide esattamente col primo punto del programma predisposto dagli economisti riuniti dall'associazione L'Italia C'è, promossa da Classe Editori, cioè quel mondo che si era coagulato alla Borsa di Milano per lanciare l'idea su come abbattere il debito pubblico attraverso quei due begli strumentini che ai quali abbiamo accennato prima. Occorre uscire dalla palude, serve uno shock positivo e immediato di almeno il 20% del PIL. Pagare alle imprese 60 miliardi vuol dire mettere nel circuito una liquidità pari al 4% del prodotto lordo. Finalmente una trasfusione di risorse invece dell'ennesimo prelievo, scrive oggi su Milano Finanza Guido Salerno a Letta, che con Monocchio fu l'autore della proposta taglia debito. È da anni che Milano Finanza sostiene l'assoluta necessità che lo Stato saldi i debiti verso le imprese, bla bla bla. Ma Milano Finanza ospita anche un altro intervento degno di essere citato, quello dell'ex ministro Paolo Savona sulla difesa del risparmio. Caro Presidente, difendere il risparmio le conviene e non è un buon segno, scrive Savona, che tra le prime cose concrete di cui ha parlato il governo ci siano le tasse sui bot e sulle rendite finanziarie. A proposito però di nuovo governo, Italia Oggi si occupa oggi di quella che può definirsi come una guerra intorno al Ministero dell'Economia, più che una guerra. Ci sono due centri di potere che si vanno formando per la gestione dell'economia, il Ministero dell'Economia naturalmente, e quello è in linea di totale continuità da Napolitano a Letta tramite D'Alema, cioè è un feudo del ministro Padoan, che è in sostanza un uomo di D'Alema, messo al Ministero dell'Economia, che non è certamente una posizione secondaria, anzi è il perno dell'intero governo Renzi, Ministero dell'Economia, infarcito dei soliti magistrati amministrativi, Consiglio di Stato, burocrati della miglior specie, vista dal loro punto di vista, la crème, diciamo così, del Consiglio di Stato, e dall'altra parte una linea di continuità nettissima con il governo Letta, perché come abbiamo visto i vertici del Ministero dell'Economia, dal capo di gabinetto in giù, sono tutti provenienti dalla Presidenza del Consiglio, cioè dal governo Letta, anzi dal gabinetto del Premier Enrico Letta, che a sua volta era emanazione di Napolitano. Dall'altra parte Renzi sta cercando di mettere in piedi uno staff economico a Palazzo Chigi, vorrebbe gestire in autonomia alcuni singoli capitoli della politica economica che intende fare. C'è come minimo una divaricazione. Chiaramente il Ministero dell'Economia è la struttura più forte. E per quanto concerne il tentativo di Renzi di costruirsi uno staff economico a sé a Palazzo Chigi, il tentativo viene affidato al suo sottosegretario Graziano Del Rio, il quale si è portato con sé un uomo che aveva alle sue dipendenze come direttore generale del comune quando Del Rio era sindaco di Reggio Emilia. Un burocrate ammazza burocrati, lo definisce oggi Italia Oggi. Mauro Bonaretti è l'uomo che Del Rio si è portato a Roma, era il direttore generale del comune di Reggio Emilia, avrà sotto di sé ben 4.500 collaboratori. Quanti sono
i dipendenti di Palazzo Chigi, che tra l'altro ha più dipendenti di tutte le presidenze del Consiglio di tutta Europa. Nemmeno il premier britannico, che formalmente è a capo anche del Commonwealth, ha tanti dipendenti. Comunque l'uomo in questione, Mauro Bonaretti, è il burocrate che Matteo Renzi vuole lanciare contro la burocrazia, scrive Italia Oggi. Lo ha nominato segretario generale della Presidenza del Consiglio al posto di Roberto Garofoli, che era il segretario generale della Presidenza del Consiglio sotto Enrico Letta, ma che, come abbiamo detto, è andato a ricoprire il ruolo di capo di gabinetto nell'altro centro di potere vero, ovvero il Ministero dell'Economia con Padoan ministro. Dunque è stato nominato segretario generale della Presidenza del Consiglio Mauro Bonaretti su suggerimento dell'alter ego di Renzi, Graziano Del Rio. Mauro Bonaretti era il braccio destro di Del Rio quando Del Rio era sindaco di Reggio Emilia. Del Rio lo volle direttore generale del comune a stipendio di 111.000 euro all'anno, poi se l'è portato al Ministero degli Affari Regionali e adesso ecco il nuovo salto, quello a burocrate più importante del governo, segretario generale della Presidenza del Consiglio. Per arrivare a Renzi e Del Rio bisognerà passare da lui, che a sua volta avrà alle sue dipendenze 4.500 persone, il triplo del Cabinet Office di David Cameron in Gran Bretagna. A Reggio Emilia si ricordano di quando definì il Consiglio Comunale un tribunale del popolo autoconvocato, perché la minoranza aveva chiesto una seduta per sfiduciarlo in seguito a un caso personale che riguardava proprio lui, Bonaretti, un caso che fece surriscaldare il clima politico della città, mettendo Del Rio in imbarazzo. Perché? Perché il direttore generale Bonaretti, l'uomo che adesso è segretario generale della Presidenza del Consiglio, aveva ristrutturato il terrazzino del suo appartamento nel centro storico di Reggio Emilia senza le autorizzazioni, nonostante fosse tutelato dalle belle arti. Un consigliere d'opposizione alla giunta Del Rio, il leghista Giacomo Giovannini, fotografò i lavori e la politica locale andò in fibrillazione finché l'accusato non riconobbe la sua colpa e pagò la multa di 20.000 euro comminatagli dallo stesso comune di cui era direttore generale. Per la Lega Nord quegli interventi comportarono un ampliamento dell'alloggio con conseguente aumento di superficie utile e di volume, un mutamento di destinazione d'uso da terrazzino a sala da pranzo e l'esecuzione di opere interne, tra le quali demolizione di alcuni tramezzi sia all'interno che all'esterno dell'unità abitativa. Il comune indagò e arrivò la multa, mentre un dossier sarebbe ancora sul tavolo tutt'oggi della sovrintendenza alle belle arti. Un incidente di percorso che non scosse la fiducia del sindaco Del Rio nel suo direttore generale Bonaretti, ora nominato segretario generale della Presidenza del Consiglio. Anzi, Del Rio ne utilizzò le competenze di Bonaretti quando, diventato presidente dell'ANCI, Del Rio dovette abbozzare la riforma degli enti locali, dalle città metropolitane all'abolizione delle province, che poi è diventata tra le priorità del programma di Renzi. Adesso il neo segretario generale della Presidenza del Consiglio dovrà passare dalla teoria alla pratica. A Mauro Bonaretti il tandem Renzi-Del Rio affiderà, tanto per cominciare, l'iter della definitiva cancellazione delle province, ma una proposta di Del Rio su suggerimento di Bonaretti è anche quella di far tornare nei comuni, anche quelli piccoli, tra i 50 e i 100.000 abitanti, i direttori generali esterni, che invece Tremonti aveva cancellato, ritenendo i bilanci dei piccoli comuni incompatibili con la spesa per un direttore generale, una funzione dirigenziale di coordinamento individuata senza concorso pubblico e dallo stipendio annuo che può arrivare fino a 250.000 euro, una figura atipica legata a doppio filo col sindaco che lo nomina, con la funzione di controllo e coordinamento delle operazioni dell'amministrazione. Nel governo Letta Del Rio fu stoppato dai ministeri dell'Interno e del Tesoro. Adesso con Renzi potrebbe avere via libera. Poi c'è il grande tema della riforma degli enti locali, di cui Bonaretti sarà il grande timoniere, tentando di sciogliere gli iceberg che hanno finora impedito di innovare. Così Italia Oggi si occupa del nuovo segretario generale della Presidenza del Consiglio, mentre il settimanale Panorama, con il giornalista fiorentino David Allegranti, esperto di cose renziane, si occupa dell'uomo ombra del renzismo, come lo definì Claudio Gatti nel celebre ormai, perlomeno per chi segue questa rubrica, articolo del Sole 24 Ore, nel quale si esaminavano gli agganci bancari, finanziari
e nel business internazionale di quello che può essere considerato l'uomo in definitiva più vicino a Matteo Renzi, ovvero Marco Carrai. Un piccolo Mastrapasqua lo definimmo perché le sue poltrone, nonostante i 38 anni, è coetaneo, 39, è coetaneo di Renzi, le sue poltrone sono numerosissime. Una fidanzata, Francesca, di 25 anni. Carrai non ama farsi fotografare, scrive Panorama, in giro per la rete pochissime sue fotografie, non ama parlare coi giornali, fece un piccolo strappo proprio con Claudio Gatti del Sole 24 Ore, che tra l'altro elencò le sue amicizie da Bernabé a Chicco Testa fino alla finanza americana. Tutti lo cercano per avere notizie su Renzi, ma Carrai risponde sempre: non tradisco un amico e sono diventato famoso senza parlare. Ogni tanto firma un appello sui giornali. Nel 2010 sottoscrisse la lettera scritta da Umberto Veronesi e Margherita Hack a Pierluigi Bersani per chiedere più aperture sul nucleare. Tra i firmatari anche l'ex presidente dell'Enel Chicco Testa, che è amico di Carrai. Nel 2011 firmò un appello per contribuire a un fondo a favore della popolazione della Libia, sempre con Chicco Testa e con Giuseppe Mussari, già presidente dell'ABI, Associazione Banche Italiane, ma soprattutto ex presidente del Monte dei Paschi di Siena. Carrai, l'uomo ombra di Renzi, è un amico di Giuseppe Mussari da lunga data. Nei salotti finanziari, del resto, Carrai si muove con molta agilità, dà del tu a molti banchieri. È amico di Lorenzo Binismaghi, già componente del Consiglio di amministrazione della Banca Centrale Europea. Carrai è anche amico di Fabrizio Palenzona, vicepresidente di Unicredit e presidente di Gemina. È stato anche il trade union con molte delle star che Renzi ha raccolto attorno a sé, da Alessandro Baricco a Oscar Farinetti al professor Luigi Zingales, consigliere di amministrazione Telecom e docente negli Stati Uniti. Carrai colleziona poltrone e partecipazioni. Carrai è l'uomo più vicino a Matteo Renzi. Oggi Marco Carrai è presidente dell'aeroporto di Firenze, siede nel consiglio di amministrazione della scuola Holden di Baricco, fa parte del consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze, azionista di Banca Intesa San Paolo col 3,2%, è stato amministratore delegato di Firenze Parcheggi, è molto abile nella raccolta dei quattrini e fu tra gli organizzatori della contestata cena milanese con il finanziere Davide Serra. Era con Renzi quando Renzi fece visita alla cancelliera Angela Merkel ed è stato tra gli organizzatori dell'incontro poi saltato con Bill Clinton. È vicino a varie congreghe della fede. Il cugino Paolo Carrai è stato fondatore e presidente della Compagnia delle Opere, Comunione e Liberazione, in Toscana. Un altro cugino, Leonardo Carrai, presiede il Banco Alimentare Toscano, anch'esso nella galassia di Comunione e Liberazione. Il fratello di Marco, Stefano Carrai, è nella società Chianti Shire, con Paolo Fresco, ex presidente della Fiat e finanziatore di Renzi. Non mancano le frequentazioni trasversali che arrivano allo storico americano e repubblicano, da sempre in contatto con i servizi segreti, Michael Ledeen, già animatore dell'American Enterprise Institute, o al nuovo ambasciatore americano in Italia, John Phillips. Un paio d'anni fa Renzi incontrò Phillips quando non era ancora ambasciatore, ma uno dei più attivi raccoglitori di fondi per Barack Obama. Da allora a coltivare il rapporto è stato Carrai, che con gli americani e gli israeliani si trova perfettamente a suo agio. Su Facebook ha scritto che vive a Gerusalemme. Non è vero, ma in Israele va spesso. Per lavoro, dice Carrai. Uno dei suoi soci in affari è Jonathan Pacifici, fondatore della JP Partners e attivista del Likud, il partito nazionalista israeliano. Sia Carrai che Pacifici, che ha lo stesso cognome del leader degli ebrei romani, siedono nella Cambridge Management Consulting Labs, che è una società di consulenza imprenditoriale partecipata al 14,29% da FB Group, dove FB sta per Franco Bernabé, ex amministratore delegato di Telecom. Carrai, l'uomo ombra di Renzi, siede anche nei consigli di amministrazione della Beauty Lab, della CNT Cross Media, della CKI, della DNC e della Your Future, società che si occupano di svariate cose, dai prodotti per la pulizia personale alla comunicazione. La CKI, che si occupa di alberghi,
è controllata dalla Contact di Giorgio Moretti, fondatore del gruppo Dedalus e proprietario delle palestre Club molto note a Firenze. Quando Renzi è diventato sindaco, Moretti è diventato presidente della Quadrifoglio, che è la società municipalizzata dei rifiuti fiorentini. Carrai, all'interno del giglio magico di Renzi, è molto invidiato. Gli altri renziani l'hanno soprannominato Intelligence. Fra lui e il capo degli uomini di Renzi in Parlamento, Luca Lotti, non c'è molta simpatia. Un tempo, quando lo scrittore e sociologo Giuliano da Empoli viveva a Firenze, dove è stato peraltro assessore alla cultura, oggi è presidente del gabinetto Viessot, ma ha preso casa a Parigi, i due spalleggiavano a vicenda, concedendosi pranzi e cene nel ristorante preferito di Carrai, Dalino. Insieme alle primarie 2012 erano una coppia rodata, l'uno architetto del programma, l'altro tessitore di relazioni di alto livello. Insieme volarono con Renzi a Charlotte nel 2012 per la convention dei democratici con Obama. Insieme erano al St. Regis di Piazza Ognissanti 2 anni fa a pranzo con Tony Blair. Non è ancora chiaro, conclude Panorama, se Carrai accetterà un ruolo nel governo. Conoscendo la sua ritrosia per i riflettori è difficile. Preferisce quello di sottosegretario ombra alla presidenza del Consiglio, un ruolo lontano dalle telecamere, per lavorare meglio, per esempio, alle prossime nomine renziane nelle tante società partecipate dallo Stato. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Rimanendo in ambito governativo, uno dei ministri più discussi, a parte il caso di Maria Carmela Lanzetta, ministro degli affari regionali, e si ricorda oggi da parte di qualche organo di stampa, in primis Panorama, indagata per abuso d'ufficio, ma dice lei la mia posizione sta per essere archiviata, e vicina a personaggi con a loro volta rapporti di 'ndrangheta. A parte questo c'è anche la ministra Federica Guidi, sviluppo economico, che si è trovata in capo l'accusa di conflitto di interessi. A vedere le fonti, a dir la verità, l'accusa
abbastanza ridicola, o meglio, non in sé ridicola, per carità, però visto che a parlarne sono stati perfino gente come Colaninno figlio, il quale era un emblema del conflitto di interessi in quanto responsabile economico del Partito Democratico, certamente non è stato ministro, però da che pulpito? In ogni caso la ministra Guidi si trova a guidare un ministero che è appena stato riorganizzato. Vi evito i termini tecnici e vi evito l'organigramma e la riorganizzazione in che cosa si sostanzia. Si sostanzia nell'eliminazione di alcune strutture, nella creazione della figura del segretario generale che diventa il capo di tutti i capi dipartimento del Ministero dello Sviluppo Economico, con nuove 15 direzioni generali, l'una diversa dall'altra. Insomma, gli assetti di potere reale all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico sono appena stati ridisegnati sotto Zanonato, il predecessore della ministra Guidi, ma a tessere la tela, a riorganizzare il Ministero è stato, tanto per cambiare, l'ennesimo magistrato amministrativo, il consigliere di Stato Goffredo Zaccardi, ex capo di gabinetto di Zanonato e già capo di gabinetto nello stesso ministero quando il ministro era Bersani nel 2006. La Guidi si trova dunque a capo di un ministero del quale credo capirà molto poco in termini di funzionamento oggettivo, e lì si gestiscono anche questioni delicate, le crisi aziendali, la questione delle comunicazioni, delle frequenze radio-televisive e un discreto pacchetto di soldi. A proposito di soldi, le privatizzazioni, ci torna sopra oggi Milano Finanza, i conti del Ministero del Tesoro per la privatizzazione parziale delle poste italiane. La quota del gruppo postale dovrebbe fruttare 4 miliardi, mentre dal 49% della vendita di ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo, ne arriverà 1. Secondo il Ministero dell'Economia, le due società, Poste e ENAV, una volta quotate, daranno dividendi più ricchi. Per il Ministero la vendita del 40% delle poste ridurrà di 120 milioni gli incassi dalle cedole. In ogni caso il Ministero dell'Economia ha fatto 4 conti sulle privatizzazioni. La descrizione delle mancate entrate, delle maggiori entrate, delle minori spese che deriveranno dalla vendita del 40% di Poste e del 49% di ENAV è arrivata dall'ex sottosegretario Alberto Giorgetti, ex Alleanza Nazionale, l'uomo che si è sempre occupato tra l'altro proprio del gioco d'azzardo, delle slot machine, quando ha governato il centrodestra. Adesso è rimasto al governo comunque, anche con l'esperienza Monti-Letta, e si appresta a essere rinominato, sempre dal nuovo che avanza, da Renzi, di nuovo sottosegretario, tanto per cambiare. Un uomo che evidentemente è uno dei garanti fondamentali del rapporto con quel simpatico mondo che è quello delle slot machine, delle concessionarie di Stato nel gioco d'azzardo, che tanto bene ha fatto alle casse dello Stato e tanto bene ha fatto ai contribuenti. Visto il balletto della famosa penale dei 98 miliardi, si sono dati da fare tutti per evitare di incassarla. Giorgetti è sempre stato lì, Alberto Giorgetti, non quello della Lega che è Giancarlo, questo è Alberto Giorgetti, ex MSI Alleanza Nazionale, molto vicino al Giro Finiano, adesso ricollocatosi perfettamente anche nella seconda, terza, quarta, quinta Repubblica, che dir si voglia. Per quanto concerne ancora il governo, vi segnalo ancora, se avete voglia di leggervi un articolone molto lungo, ma anche a suo modo interessante, il pezzo di Claudio Cerasa sul Foglio di oggi, anzi nell'inserto del Foglio di oggi, che si apre peraltro curiosamente con una citazione da Giuseppe Ciarrapico, niente meno. Quando voi milanesi eravate ancora sugli alberi, a Roma eravamo già froci, per dire quanto avanti erano i romani rispetto ai milanesi. Comunque, citazione di Ciarrapico a parte, il pezzo si occupa dei baffi del rottamatore Renzi, vale a dire l'influenza di D'Alema nella ascesa di Renzi, coincidenze, sovrapposizioni, battaglie, metodo, nomi, uno su tutti, il ministro dell'economia Padoan, intrecci. In che senso Renzi è la prosecuzione di D'Alema con altri mezzi? Un breve viaggio nel cuore del dalemismo è quello che fa Claudio Cerasa in questo comunque interessante articolo che compare nella prima pagina dell'inserto del Foglio di oggi, laddove si evidenzia una linea di continuità, tanto per usare parole che piacciono al capo dello Stato napolitano, fra D'Alema e Renzi, che si incarna al massimo grado
Nel Ministero dell'Economia, Piercarlo Padoan, Ministro dell'Economia, significa soprattutto D'Alema e tutto il mondo che gli sta intorno. E naturalmente questo depone sempre, è un motivo in più per credere che il nuovo stia veramente avanzando. Ci fermiamo un attimo adesso perché tra poco torniamo in diretta con Attilio Fontana, poi magari prima di chiudere la trasmissione vi segnalo un altro paio di articoli, paio o qualcuno di più, che oggi vale la pena di leggere. Intanto in omaggio a Paco de Lucia, scomparso ieri, ci ascoltiamo uno dei suoi numerosi splendidi pezzi alla chitarra. Sindaci che si vantano di essere sindaci o di esserlo stati. Ma dunque, sul fatto che sia arrivato a Palazzo Chigi un sindaco è una cosa che bisognerebbe ancora accertare, nel senso che ha sicuramente rivestito il ruolo di sindaco, non so quanto sia stato sindaco, questo è un discorso che non sono stato io a fare per primo, ma è stato per primo a farlo il suo primo vice sindaco, che dopo 2 anni di non attività del sindaco Renzi se ne andò dicendo che non intendeva prendere in giro i suoi elettori. Sicuramente il fatto che ci siano altri sindaci a Palazzo Chigi ci induce a qualche speranza, anche se devo dire che anche nel precedente governo erano rappresentati 2 sindaci, perché c'era sia Del Rio che De Luca, ma noi personalmente non abbiamo visto alcun tipo di cambiamento rispetto al periodo precedente. Erano sindaci che ci dicevano, diciamo che l'unico aspetto che è cambiato è che ci trattano meglio, più gentilmente, però nel merito direi che non è cambiato assolutamente niente. Per Renzi aspettiamo e vediamo. Ecco, a proposito di aspettiamo e vediamo, io scendo da questo piano, come dire, generale su un piano molto più concreto, perché oggi sul Sole 24 Ore c'è un'anticipazione, un articolo che riguarda una delle questioni tante aperte per quanto concerne i comuni e i sindaci, cioè l'assetto delle prossime tasse comunali. Siamo passati dal regime IMU al prossimo regime IUC. La discussione è stata abbastanza accesa sul finire dell'anno perché si accavallavano lì le scadenze di pagamento per i cittadini. Adesso è giustamente passata in secondo piano perché l'enfasi è tutta sull'arrivo al potere a Palazzo Chigi del sindaco di Firenze, però la questione rimane in piedi. E oggi il Sole 24 Ore anticipa, non so se è così, e poi bisogna capire cosa vuol dire,
anticipa quella che potrebbe essere la chiusura della partita della Tasi, che è una delle componenti della futura IUC, cioè la tassa che pagheremo quest'anno e che è la derivazione della vecchia IMU sostanzialmente. La Tasi è una delle componenti e a quanto pare i sindaci dovrebbero ricevere la possibilità di alzare le aliquote 2014 quest'anno della Tasi dello 0,8 per mille, la possibilità di aumentare le aliquote. Ma cosa significa in realtà? Perché qua è difficile capire come sarà la tassazione quest'anno. Se posso sintetizzare in 2 parole, le potrei dire che con la nuova tassazione i cittadini pagheranno molto di più e i sindaci riusciranno ad avere molto di meno rispetto all'anno scorso. Questo è per in poche parole chiarire un discorso che poi sarebbe molto lungo e che cercherò di fare, ma che è complicato. La sintesi però è questa: i cittadini pagano di più e i sindaci ricevono di meno. Io sono sempre stato fin dal primo momento contrario all'accordo con il vecchio governo, sulla base del quale i soldi che mancano venivano poi reperiti attraverso la possibilità data ai sindaci di aumentare le aliquote. Io ho sempre contestato questa scelta e in occasione di un ufficio di presidenza passò la mia mozione, salvo poi il fatto che il presidente Fassino di fronte a una negativa risposta del governo fermò lì la propria richiesta e accettò che quindi passasse questo principio dell'aumento delle aliquote. Io continuo a battermi in questa direzione. Ieri proprio è uscita una mia richiesta formale come presidente di ANCI Lombardia, rivolta al presidente del Consiglio, ex sindaco Matteo Renzi, al quale chiedo esplicitamente di dare un segnale, visto che lui dice che vuole segnali di discontinuità rispetto al passato, visto che lui dice che bisogna cambiare le regole del gioco, visto che lui dice che bisogna subito fare qualcosa, lui ha la possibilità di fare subito qualcosa. Basterebbe che lasciasse tutta l'IMU che viene raccolta sul territorio nazionale e quindi anche quella quota legata ai cosiddetti immobili di categoria D, che poi sarebbero gli immobili commerciali e artigianali, che lasciasse che tutta questa somma di denaro vada ai comuni. Oggi questa somma di denaro va invece a Roma. Allora, iniziamo a dire come primo segnale che almeno il significato delle parole viene mantenuto. Imposta municipale unica doveva servire per pagare i comuni, per dare un'autonomia finanziaria ai comuni. Ecco, allora iniziamo a dare un senso alle parole e facciamo in modo che invece questa imposta municipale unica non vada in parte a Roma. Ci lasci questi 4 miliardi e mezzo e con ciò darebbe un vero segnale di cambiamento. Io l'ho già detto tante volte, ieri ho fatto una formale nota, se risponderà in senso affermativo dirò che si è comportato bene, se come temo lascerà la cosa come se non l'avesse vista, vorrà dire che sarà una persona che parla sicuramente molto bene, ma che nei fatti non combina nulla. Ecco Fontana, da quel che pare di capire si andrà nella direzione che oggi anticipa il Sole 24 Ore, no? Cioè la possibilità di alzare le aliquote. Quando il cittadino comune legge di alzare le aliquote, addizionale, eccetera, capisce quello che ha detto lei prima, cioè che semplicemente pagherà di più. Ma lei ha capito quanto si pagherà di più? Perché è un cantiere molto complesso questo qua. Allora, noi sappiamo cosa abbiamo pagato per l'anno scorso, bene o male, ma per l'anno prossimo? Allora, i cittadini che proprietari per la prima casa, i cittadini lo scorso anno non hanno pagato niente. Quest'anno pagheranno. Salvo alcuni, diciamo, nei comuni come Milano, eccetera, eccetera. No, salvo alcune certe categorie oppure la minimo, ma questi sono discorsi particolari. Diciamo che in linea di massima scorso anno la prima casa non ha pagato IMU. Quest'anno la prima casa la pagherà l'IMU, che si chiama in un altro modo, ma che è un IMU, perché la prova sta nel fatto che per esempio sulle case affittate paga sia il padrone di casa che il conduttore,
e se fosse una tassa sui servizi come viene spacciata, non si capisce per quale motivo il padrone di casa debba pagare dei servizi che lui non usufruisce, perché li pagherà già con la tassazione della prima casa, della sua casa, diciamo. Quindi no, a parte questo, tutti quelli che l'anno scorso non hanno pagato niente di IMU sulla prima casa, quest'anno pagheranno un'aliquota che va dall'1 al 2,5%. Punto A. Punto B. Tutti i proprietari di seconde case o di immobili destinati ad altre attività, quindi commerciali, eccetera, eccetera, oltre a pagare la stessa IMU dello scorso anno, pagheranno l'aumento derivante dalla, anche in questo caso, Tasi, che andrà dall'1 al 2,5%. Quindi tutti pagheranno di più. La sintesi è stata molto chiara e a quanto pare però il Premier Renzi non ha dato molta importanza a queste questioni, che peraltro... Ma forse lui queste questioni non le conosce, perché non avendo mai fatto il sindaco non le sa. Quindi a questo punto diventa quasi superfluo, Fontana, chiederle qual è l'impressione che le ha fatto il discorso di Renzi alle Camere, in Senato e alla Camera. Ma guardi, mi ha fatto un'impressione molto semplice. O lui ci sta raccontando qualche bugia, o quelli che sono stati prima di lui erano degli emeriti imbecilli. Mi sembra che non ci siano alternative. Sulla possibilità, diciamo, di pagare i debiti delle pubbliche amministrazioni in 15 giorni, lei che ne dice? Preferisco non commentare. Come sindaco si è trovato ad avere a che fare questo problema? Ma guardi, l'anno scorso, quando c'è stato lo sblocca crediti, quando vennero messe a disposizione delle amministrazioni locali la possibilità di pagare fino a un massimo di 5 miliardi, era circa fra tutto il comparto dei comuni, noi abbiamo pagato tutti i nostri arretrati che non potevamo pagare per via del patto di stabilità. È chiaro che in 15 giorni non siamo riusciti a pagarli, ci abbiamo messo un mesetto e mezzo, ma alla fine abbiamo pagato tutto. Quindi voglio dire, non lanciamo dei proclami che sono belli da vedere, iniziamo a darcela a sbloccare il patto di stabilità, poi, caro sindaco Renzi, ce la caviamo da soli, non c'è problema. Ecco, Fontana, ancora vorrei chiedere una cosa in merito a un altro tema che per la verità è stato solo accennato e per di più soprattutto dal Quirinale, dal presidente Napolitano proprio ieri. Qualche giornale oggi riporta la posizione presidenziale sulla questione del, chiamiamolo in senso lato, federalismo, cioè la revisione del titolo quinto, parte seconda della Costituzione. Sembrerebbe una priorità. Renzi l'ha sfiorato il tema, ma l'ha sfiorato dando un messaggio molto preciso. Bisogna ricentralizzare parecchie competenze che erano magari in maniera confusa, da qualcuno in maniera contestata, ma comunque state attribuite alle regioni, in linea di principio anche, con la famosa attribuzione di poteri concorrente, per cui non si è mai venuto a capo di niente sostanzialmente, perché non si è mai capito bene dove finiva il confine fra lo Stato e le regioni. Però in linea di principio molte materie erano state devolute alle regioni con la riforma del 2001, ampiamente peraltro non realizzata, perché presupponeva forse anche un livello di conflittualità istituzionale sana, che in Italia nessuno ha mai osato, diciamo, mettere in piedi, no? Perché a un certo punto devono essere anche le regioni a pretendere delle competenze, bravo. O no? Ecco, mi dica la sua su questo punto intanto, poi arriviamo al resto del discorso. Sì, ma guardi, su questo punto le dico, un sindaco che chiede di ricentralizzare conferma che non è mai stato sindaco. Ma al di là di quello, io voglio dire che c'è stata sicuramente una serie di errori commessi anche dalle regioni. Io sono sempre stato sostenitore del fatto che la modifica del titolo quinto fatta dal centro-sinistra avesse delle pecche, ma che anche potesse essere sicuramente sviluppata e potesse portare a qualche risposta positiva. Purtroppo su questo fatto le regioni hanno dormito tutte, perché se avessero chiesto di trasformare, per esempio, tutte le competenze concorrenti in competenze esclusive, ci sarebbe stato un notevole passaggio di attribuzione alle regioni, un chiarimento cioè si sarebbero eliminati quei conflitti, quei dubbi interpretativi su cosa aspetta l'uno e su cosa aspetta l'altro, e ci sarebbe stato un passo avanti verso il federalismo. Quindi secondo me un po' di colpa è anche delle regioni.
e soprattutto direi delle regioni che avevano tutte le carte in regola per portare avanti un'iniziativa di questo genere. Penso alla Lombardia, di cui pure lei è stato presidente del Consiglio regionale, quindi le ha vissute da vicino queste dinamiche, no? Oggettivamente credo che la regione Lombardia, con i suoi 70 miliardi di euro annui più o meno di residuo fiscale, ogni anno un regalo a Roma da 70 miliardi, ricordiamolo questo concetto, perché la differenza fra dare e avere in Lombardia significa che ogni anno la Lombardia lascia a Roma 5 volte più di quello che lascia la Catalogna a Madrid, e per il quale la Catalogna sta diventando indipendente o vuole diventarlo, no? Tanto per avere un ordine di grandezze. Però la Lombardia, diciamo, su questo punto di vista ha dormito abbastanza, ammettiamolo. Peraltro, Fontana, qua c'è da dire che il titolo quinto è ancora in vigore, quindi nulla vieta. Il titolo quinto è ancora in vigore. No, nulla vieta, diciamo, che la battaglia che non si è fatta per tanti anni possa essere ripresa, no? O sbaglio? Ma sì, adesso sarà un po' più complesso perché, come lei sicuramente avrà notato, gli ultimi due governi sono due governi che hanno cercato di ricentralizzare in maniera disperata le competenze, quindi è chiaro che dovendo questa cosa essere contrattata con il Parlamento, credo che in questo momento sia molto difficile, se non impossibile, tenendo conto anche di quello che dice Matteo Renzi, tenendo conto che siamo in una fase di cosiddetto inizio del periodo delle riforme istituzionali. Quindi è chiaro che se Matteo Renzi vuole riformare il titolo quinto, anche se la Regione Lombardia andasse a richiedere un po' di competenze, credo che la cosa si incaglierebbe al Parlamento prima ancora che, cioè sicuramente per mesi, per anni, e prima arriverebbe un'eventuale riforma ricentralizzatrice. Questo è il mio sospetto. Si sono persi degli anni subito dopo l'approvazione, subito dopo l'approvazione forse lì sì che si sarebbe dovuto fare qualcosa. Ecco, da cittadino, Fontana, io ho la sensazione che questi anni nei quali la Lega ha portato avanti la sua battaglia politica anche da posizioni di governo, sia da posizioni di governo che di opposizione, ma nei quali bene o male è entrato in circolo il concetto, le parole d'ordine, i temi fondamentali del federalismo. In qualche modo anche la riforma del 2001 fu frutto della pressione politica della Lega, no? Quando l'Ulivo decise di introdurre il famoso titolo quinto, quindi di dare un assetto più federale alla Costituzione. Tutto questo però nel corso di questi ultimi 10 anni è stato stemperato in maniera tale che adesso arriviamo a tirare le somme, no? È come dire, lo Stato centrale dice, abbiamo accolto determinate istanze, abbiamo visto che non funzionano, perché le regioni sono una sentina di corruzione, i casi, diciamo, di indagini sui consigli regionali praticamente tutti si sono moltiplicati, non funziona neanche l'assetto attuale perché c'è conflittualità con lo Stato, non si capisce bene cosa le regioni debbano fare, sono soltanto un ente che gestisce soldi e li gestisce anche male, quindi spazziamo via tutto, torniamo allo Stato centrale forte da una parte, dall'altra parte investiamo, diciamo così, di un'attesa messianica la figura del Presidente del Consiglio, con ciò togliendo spazio non solo dal punto di vista istituzionale ma anche politico, mediatico, comunicativo a quelle che sono le istanze dei territori. O sbaglio? Sì, direi che è giusto quello che lei dice, l'analisi che lei fa, aggiungendo una cosa, che il federalismo non si è mai realizzato, che il federalismo è sempre stato proclamato ma non si è mai applicato. Quindi la gente che queste cose le sa e non le sa, dopo aver sentito parlare di federalismo, convinta che il federalismo sia stato già applicato, dice ma allora l'era mai prima. Perché adesso in effetti si è creata una situazione estremamente pasticciata ed estremamente negativa. Il problema vero è che bisognerebbe spiegare alla gente che in realtà il federalismo non è mai stato applicato, non è mai stato realizzato, ma che siamo sempre stati in quella fase di guado in cui non eravamo né carne né pesce, in cui il federalismo era previsto da normative ma non era applicato nella realtà, e quindi i costi aumentavano e si diceva che era colpa del federalismo, quando invece era colpa di ancora un'organizzazione centralistica che non dava gli spazi alle autonomie. Adesso poi si sta facendo rotta contraria
mi sembra che ormai sia una scelta che è iniziata con il governo Monti, continuata con il governo Letta e temo, ahimè, che vada avanti con il governo di Renzi. E su questo fatto però, ecco, forse si dovrà chiarire con un suo sodale qual è il presidente Fassino, il quale invece continua a parlare del federalismo e dell'autonomia giustamente come una delle poche soluzioni, uno dei pochi mezzi attraverso risolvere i problemi di questo paese. Quindi su questo si dovranno chiarire un attimino fra di loro. Ecco, però Fassino è stato uno dei primi a convertirsi al verbo renziano, no? Sì, però per ora non si è ancora convertito al centralismo, anzi si è convertito, per ora pare che, almeno sulla base di quello che lui dichiara e scrive, che sia ancora un assertore del federalismo, mentre mi sembra che il suo guru stia dicendo una cosa diversa. Bene, io ringrazio Attilio Fontana per questo flash. Dire della vergogna del Salva Roma. Ah già, il capitolo, mi scusi lei perché era uno degli argomenti che mi ero prefisso di discutere con lei, stavo saltandolo bellamente, perché ieri appunto è la giornata in cui è stato respinto il decreto Salva Roma, però par di capire che una soluzione verrà trovata già oggi stesso. Guardi, ancora adesso vedremo cosa deciderà il nostro Matteuccio, vedremo se è soltanto uomo di proclami o uomo invece di sostanza. Ecco, però le faccio una domanda ancora, perché è capitato, credo anche a chi ci sta ascoltando, di sentire le argomentazioni del sindaco di Roma, di alcuni parlamentari come Marco Causi. Il sindaco di Roma è una parola grossa. Aspetti che ci arriviamo. Il sindaco di Roma, alcuni parlamentari che sono stati anche come Marco Causi assessori al bilancio del comune di Roma, eccetera, eccetera, ci sono venuti raccontando che questo decreto, che è stato ritirato ieri, ma che verrà sostanzialmente in altra forma rifatto oggi o domani, in realtà non chiedeva nulla al contribuente italiano e a quello padano, che è quello che caccia di più di tutti, ma in realtà erano soldi dei romani che andavano restituiti ai romani. Era a saldo zero, non costava un euro alle casse pubbliche il provvedimento Salva Roma. Allora eliminiamolo. Se è vero lasciamolo stare, evitiamo di fare una legge che non modifica le cose. Allora cerchiamo di essere seri, perché che poi ci sia qualche cialtroncello che cerca di dare delle interpretazioni soltanto di carattere formale mi può andare bene. La cosa assolutamente certa è che la città di Roma ha un debito strutturale di 800 milioni l'anno. Vuol dire che ogni anno che inizia il contribuente italiano dovrà versare nelle casse di Roma 800 milioni. Questo è il dato di fatto assolutamente insuperabile, dal quale si deve partire per fare ogni ragionamento. Allora, dato che una volta durante un incontro con il governo, in occasione dei soliti incontri che facciamo, un ministro mi chiese in tono ironico: ma lei farebbe fallire Roma? Mi scusi, io gli dissi sì, la farei fallire, perché se una città non è in grado di gestirsi è giusto che affronti quelle che sono le situazioni che hanno affrontato altre città, anche città del nord, perché Alessandria è fallita perché il suo sindaco ha sbagliato tutto e va benissimo, è ripartita. Poi io dico questo, non si può continuare a mettere in questo calderone ogni anno, a mettere risorse per coprire un buco di 800 milioni quando la città è ancora proprietaria di una serie di società pubbliche che hanno notevole valore e che però comportano una serie di buchi. Allora, iniziamo a vendere le società, iniziamo a vendere la CEA, e con la CEA sicuramente si tappano tante falle che ancora sono aperte, perché non dobbiamo dimenticare che il debito strutturale è di 800 milioni, ma il debito consolidato è di 13 miliardi. Allora, con la vendita di ACEA iniziamo a coprire un po' di questi debiti. Poi vendiamo le due aziende del trasporto pubblico e l'altra municipalizzata. Con la vendita di queste due società si portano a casa dei soldini, ma soprattutto si eliminano due voragini che procurano debiti in maniera drammatica. Ecco, iniziamo a fare queste due operazioni, poi ne riparliamo. Il problema vero è che nessuno vuole
porre in essere queste iniziative per una ragione molto semplice, che se si vendono le aziende, il privato farebbe sicuramente una serie di sfoltimenti dei dipendenti, di persone che sono state assunte come amici o come amici degli amici in questi anni, che sono una delle cause dei buchi che queste tre società continuano a procurare. Ecco, adesso è molto chiaro. Fontana, però a questo punto le vorrei anche chiedere, la figura del commissario per la gestione del debito, com'è che si inquadra nell'assetto istituzionale della capitale d'Italia? Perché io non ho mica capito a cosa serve sto commissario e a cosa è servito in questi anni. È servito semplicemente ad avallare le scelte disastrose che venivano fatte anno dopo anno, a pagare i debiti che anno dopo anno continuavano a crearsi in questa città. Ma perché poi sa, oltre a questo adesso non se ne parla perché forse le cifre sono un po' inferiori, ma Napoli è nella stessa situazione, non è che dobbiamo spaventarci più di tanto. Napoli è messo nella stessa maniera, nella stessa modo di Roma, e allora io dico questo. Beh, tant'è vero che il sindaco De Magistris ha già detto, io voglio un provvedimento come Roma. Certo, ma lo vogliono tutti, io non ho debiti, ma lo voglio anch'io. E chi sono io? Il più festo degli altri. A questo punto vado in banca, mi faccio fare un bel mutuo di 30 o 40 milioni e poi dico non ho la possibilità di pagarli, adesso me lo pagate voi. Non capisco perché non dovremmo farlo. E noi li useremo per fare cose utili. Loro li usano per coprire i debiti, ma se li danno a loro li devono dare anche a noi. Senta, nel cosiddetto decreto Salva Roma 1 e poi Salva Roma bis, in realtà sono state infilate poi tante altre cose, tant'è vero che adesso si dice, ecco, voi Lega e poi anche il Movimento 5 Stelle avete affossato il decreto, fatelo ritirare, così non ci saranno neanche i 4 spiccioli per l'Expo di Milano e i soldi per la Sardegna, per l'alluvione in Sardegna, ma dentro c'era anche la norma per permettere alle amministrazioni statali di recedere dai contratti d'affitto di immobili troppo costosi, i cosiddetti affitti d'oro, la sanatoria delle cartelle Equitalia e via dicendo. Insomma, un decreto praticamente omnibus. Sta in piedi l'argomentazione per cui da sinistra si dice... Non ci facciano ridere con queste argomentazioni, visto che Renzi va al mattino a Palazzo Chigi alle 6:45, ci va dalle 6:35 e butta giù un decreto che tolga la vergogna su Roma e che introduca le altre normative. Bene, io ringrazio Attilio Fontana, a questo punto veramente ci salutiamo, buon lavoro. Grazie a tutti. Buon lavoro al sindaco di Varese e presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni di Lombardia, l'ANCI Lombardia.
intellettuale e di formazione politico-economica dell'attuale ministro, un dalemiano stretto, diciamo così, già presidente della Fondazione Italiani Europei di D'Alema, che iniziò da critica marxista per approdare a Renzi. Il ministro Padoan, oltre Keynes, nel 1975, ricorda Cesaratto. Il neo ministro dell'economia Piercarlo Padoan era ben presente nel dibattito economico della sinistra nei caldi anni 70, quando Renzi ancora non era nato. Nel 75, Critica marxista pubblicò una relazione di Padoan dal titolo impegnativo Il fallimento del pensiero keynesiano, che riassumeva il lavoro di un gruppo di giovani economisti costituito presso l'Istituto Gramsci sul tema limiti del dirigismo e fondamenti teorici della politica delle riforme. Anche il manifesto aveva dedicato grande attenzione al tema, già col dibattito Spazio e ruolo del riformismo, pubblicato come volume nel 1973, sempre in omaggio al nuovo che avanza naturalmente. Mettere al ministro dell'economia Padoan significa tante cose, significa anche quel matrimonio fra questa sinistra e la finanza internazionale, i centri di potere come il Fondo Monetario, l'Ocse, la Commissione Europea, tutti ambiti nei quali ha lavorato Padoan, che da Carlo Marx attraverso questi centri della finanza e del potere finanziario internazionale è arrivato a Renzi. Un numero successivo di critica marxista, ricorda ancora Cesaratto, ospitò una nota critica di Giancarlo De Vivo, economista della scuola di Sraffa e Garegnani, con la replica dello stesso Padoan. La relazione di Padoan ripercorre gli elementi della teoria di Keynes e le successive interpretazioni, sia quelle volte a ricondurlo nell'alveo della teoria tradizionale che quelle più radicali. Le conclusioni sul perdurare del successo delle politiche keynesiane a fronte delle turbolenze degli anni 70 sono però piuttosto negative. Insomma, Padoan è la sintesi perfetta, diciamo così, della tradizione comunista con quella della finanza internazionale. Mutatis mutandis, quello che ha rappresentato Bill Clinton negli Stati Uniti d'America degli anni 90, con la liberalizzazione sostanziale delle follie della finanza globale, che ancora ci trasciniamo addosso, anzi, più che mai, le cui conseguenze ci trasciniamo addosso. Il dibattito nel Partito Comunista, la regolazione del conflitto di classe, la prospettiva socialdemocratica, il superamento del capitalismo erano temi intorno ai quali ragionava il nuovissimo ministro dell'economia. Un altro articolo ancora, il terzo, in prima pagina sul manifesto, è dedicato sempre al governo Renzi, questa volta al Premier in persona. Mandiamo il Premier a scuola dal maestro Manzi. Tutti in classe, è l'articolo di Arianna di Genova. Il Renzi salito in cattedra, improvvisatosi preside, ha sbagliato tutti gli accostamenti concettuali. Ripartire dalla scuola per uscire dalla crisi economica non è la giusta direzione. A mandare fuori pista è il binomio scuola-economia. La prima non è un'ancella della politica in difficoltà. Per sua natura la scuola deve essere allergica al servilismo. La necessità di riportare la scuola al centro del dibattito pubblico va sviluppata altrove, scrive la commentatrice del manifesto, ed è tutta nel bisogno estremo di un'Italia umiliata dall'ignoranza, dalla disabitudine al pensiero critico e dalla cattiva educazione, dove per cattiva educazione si intende l'istruzione impartita con retorica e prosopopea a un'adolescenza considerata imprendibile e perduta, raffigurata soltanto per cliché. Intanto i dati italiani dell'abbandono scolastico fanno rabbrividire e ci parlano di una democrazia difettosa, gravemente malata, intere generazioni lasciate al palo, scrive il manifesto. Tornando invece alla questione del quattrino, tra gli sponsor di Renzi sicuramente Carlo De Benedetti, la cui società Sorgenia è in cattive acque. Che succede? Anche qui è il nuovo che avanza naturalmente. Le solite banche in soccorso di De Benedetti. La società energetica è esposta per più di 2 miliardi di euro, una cifra enorme. Le banche, da Unicredit a Banca Intesa, vanno verso il comando della società di De Benedetti, o per meglio dire, le banche corrono in soccorso dell'ingegnere per salvare la sua società energetica, Sorgenia. Lo ha rivelato Milano Finanza ieri, secondo il quale gli istituti di credito sarebbero disposti a convertire buona parte dell'esposizione finanziaria del gruppo energetico verso di loro
Oggi il gruppo energetico di De Benedetti è proprietà della CIR, la società della famiglia De Benedetti, con partecipazione dell'austriaca Verbund. Le banche dunque trasformerebbero la loro esposizione finanziaria verso De Benedetti in azioni, prendendo così il controllo di Sorgenia. L'orientamento di massima è emerso da un vertice tenutosi dalle principali banche, Monte Paschi Siena, le solite, le più grandi, Monte Paschi Siena, Unicredit, Intesa San Paolo, UBI Banca, Popolare di Milano e altre, alle quali banche Sorgenia dovrebbe rimborsare complessivamente 1 miliardo e 900 milioni, più 300 milioni forniti collateralmente in garanzia. Le banche sono attualmente concentrate su una manovra finanziaria da 600 milioni. Le stesse banche, assistite da Rothschild come advisor, come consulente, hanno chiesto alla holding CIR di De Benedetti un aumento di capitale di almeno 250 milioni, a fronte dei 100 milioni che la cassaforte dei De Benedetti è pronta a mettere sul piatto in cambio della conversione di 300 dei 600 milioni oggetto della trattativa. I restanti 150 milioni potrebbero essere stralciati o diventare un prestito convertendo, cioè da convertire in azioni di media e lunga durata. Lo scenario che si profila a questo punto è che le banche possano convertire il loro credito in capitale, diventando così le prime azioniste della società di De Benedetti. C'è da capire se Monte Paschi Siena, che è la più esposta, il primo creditore della Sorgenia di De Benedetti, sia disposta a entrare in un mercato per niente facile come quello energetico, ma secondo alcuni analisti a De Benedetti converrebbe azzerare il valore della società controllata e non partecipare alla ricapitalizzazione, anche perché la quota in questione è iscritta nel bilancio della CIR per appena 196 milioni. In sostanza, le solite banche in soccorso di De Benedetti. A proposito di personaggi, Montezemolo era dato come ministro, anche lui vicino a Renzi, eccetera, eccetera. Nel frattempo, visto che ha poche cose da fare, il presidente della Ferrari fa il facilitatore, una parolina che abbiamo imparato ad apprezzare in occasione di alcuni affari particolarmente interessanti e convenienti per i cittadini, come la vicenda Telecom Serbia. Lì c'era uno strano facilitatore vicino ad Agnelli, un certo conte del quale non mi ricordo più il nome, era un conte, un nobile, che aveva fatto da facilitatore nell'affarone Telecom Italia, Telecom Serbia. Montezemolo invece fa il facilitatore nelle trattative per l'accordo fra Alitalia e la compagnia di Abu Dhabi Etihad Airways. Luca Cordero di Montezemolo è entrato nelle trattative appunto come mediatore, facilitatore, chiamiamolo un po' con i termini che ci piacciono. L'amministratore delegato di Alitalia Del Torchio ha definito, peraltro con questa parola, facilitatore, il ruolo svolto da Montezemolo, presidente Ferrari e consigliere di amministrazione Fiat, nonché azionista e fondatore di NTV, la società del treno Italo, insieme a Della Valle. Del Torchio, l'amministratore di Alitalia, lo ha definito appunto Montezemolo così: è un facilitatore dell'accordo con gli emiri di Abu Dhabi. Montezemolo, indicato come potenziale nuovo presidente di Alitalia nel caso che arrivino i soci arabi, una settimana fa ha ospitato a casa sua l'incontro tra Matteo Renzi, allora premier incaricato, e lo sceicco di Abu Dhabi Al Khaldun Mubarak, numero 1 del fondo Mubadala di Abu Dhabi. L'amministratore di Alitalia Del Torchio ha anche confermato l'allungamento dei tempi per il possibile accordo che dovrebbe portare alla vendita di almeno il 40% di Alitalia al vettore degli Emirati Arabi. Con ciò noi ci salutiamo, io vi segnalo soltanto un paio di cose. Oggi dalle ore 12:10 alle 13 uno speciale sul Veneto, condurrà Marco Pinti, interverrà anche Matteo Salvini intorno alle ore 12:20, in vista appunto del fine settimana, sabato 1 e domenica 2 marzo, nelle piazze delle principali città del Veneto verranno raccolte le firme per inoltrare una petizione al Consiglio regionale del Veneto. L'obiettivo è quello di istituire un referendum consultivo per l'indipendenza del Veneto, una procedura prevista dallo Statuto della Regione e dal regolamento consigliare. Sulla Padania trovate l'elenco dei gazebo dove è possibile firmare, e intanto da oggi, tra poco, tra un quarto d'ora, lo speciale Veneto con l'intervento di Matteo Salvini, segretario della Lega Nord. Con ciò noi ci salutiamo, vi segnalo solo un'ultima cosa: c'è il quotidiano Avvenire che parla delle nuove forme di maternità, con tantissimi articoli, numerose pagine. La prima pagina
c'è una sentenza del Tribunale di Milano che dà il là al quotidiano cattolico. La sentenza del Tribunale ha dato ragione a 2 coniugi che avevano comprato un bambino in Ucraina aggirando la legge 40 sulla procreazione assistita. Sulle madri in affitto Avvenire parla di diritto rovesciato. I giudici penali di primo grado hanno riconosciuto il diritto alla genitorialità di una coppia che aveva pagato 30.000 euro in una clinica di Kiev per avere un figlio tramite gravidanza surrogata, una pratica illegale che sfrutta donne trattate come incubatrici a pagamento e viene resa lecita per sentenza del Tribunale di Milano. Questa è l'interpretazione ovviamente di Avvenire, che dedica ampio spazio a questo fenomeno della maternità surrogata. Il Tribunale di Milano ha assolto questa coppia che ha comprato un figlio in Ucraina, a Kiev, ma anche in Cina e altrove nel mondo si fa ricorso a questa pratica. Anche la Thailandia è un porto senza regole dove prevale l'illegalità per avere madri in affitto, diciamo così. Facciamola breve, ci sono tanti commenti con l'editoriale in prima pagina, a firma di Assuntina Morresi, e comunque questo è uno dei temi sui quali Avvenire decide di fare non solo la prima pagina, ma un corposo approfondimento nel numero oggi in edicola. Noi ci salutiamo qui, buona prosecuzione di ascolto a tutti con l'ultimo pezzo di Paco de Lucia e Aldi Meola, Mediterranean Sundance.